Il Bacchia Cesenatico travolge sonoramente la 2M, la squadra ospite arriva a Cesenatico con l'intento di fare punti salvezza. La situazione è delicata, il penultimo posto in graduatoria non aiuta e l'andamento nel giro di ritorno rispetto a quello d'andata rende facili i capogiri nell'interpretazione di una squadra che non riesce più a trovare l'uscita. Il Bacchia Cesenatico si diverte e incappa in un sabato di pomeriggio di pura samba. Già al primo gli uomini di Faidi vanno in rete con Bracci bravo a girarsi nell'area di rigore e infilare l'estremo Cappelli. Passano 60 secondi, lo scambio con Jean Nava manda al tiro quest'ultimo, Cappelli blocca. Altro giro di lancette, siamo solo al terzo minuto quando Lorenzini, una volta entrato in area di rigore con una serie di finte, arriva alla conclusione, il pallone finisce fuori di un nulla. Poco dopo lo stesso attaccante trova gloria personale, Cappelli fa quel che può respingendo il suo tentativo, l'attaccante si rialza e infila per la seconda volta la 2M per un 2-0 già al sesto minuto. Bomber Collini dall'altra parte si vede respingere dinanzi a Fabri il pallone che avrebbe riaperto i giochi. Lorenzini con il solo personale chiama alla freccia Cappelli, mentre sul versante opposto è ancora Collini a provarci con un pallonetto che termina di poco alto. Mentre la 2M prova a respirare, Bracci in chiusura di tempo emula se stesso in occasione del primo gol. Girato al centro dell'area, Cappelli battuto per la terza volta. Siamo solo al minuto 37. I tentativi di Iave dello sfortunato Collini vengono murati dinanzi alla porta difesa da Fabri. Lì non si passa proprio. Nella ripresa al 55esimo lo slalom di Lorenzini da applausi, ma l'attaccante risulta impreciso. Invece Collini risulta maggiormente preciso, l'attaccante uno dei pochi a salvarsi sfiora la rete della bandiera, ma dal possibile 3-1 si passa al 4-0. Lorenzini sotto misura spaccata firma la sua doppietta personale, rispondendo così a Bracci. A cercare la manita ci prova anche il neoentrato Ambrosini, che sotto misura si divora l'occasionissima. In contropiede invece non sbaglia Lorenzini, che trova la personale tripletta e la quinta rete per i suoi. Nel finale l'altro neoentrato Zavatta prima spedisce la sfera sull'esterno della rete, infine mette i titoli di coda al match trovando la rete del definitivo 6-0. Bacchia devastante, per la 2M servirà uno scossone, ma non è detto che basti.